Sì, ha avuto successo, i risultati sono eccellenti, nonostante, come accennavo poc'anzi, noi stiamo lavorando in difesa rispetto a un problema che è un problema enorme. Il problema viene dal lavoro che manca, viene da aziende che chiudono, viene dall'Agenzia delle Entrate che va a casa di queste persone, sequestra le case, sequestra i beni, non gli permette più di vivere con etica che in Veneto c'è sempre stata, però i risultati sono risultati importanti e questo va a rivalutare ulteriormente quello che è il grande lavoro della sanità, che pur lavorando in difesa con un servizio di psicologi che sostengono gli imprenditori in difficoltà, nonostante tutto resistiamo, anche se Roma quest'anno prevede ulteriori tagli per la sanità. Tagliare in sanità in questo momento significa destabilizzare uno Stato. Sicuramente sì, continuerà, è da più di un anno che esiste, che lavora, i risultati sono eccellenti, il 57% delle persone che accedono ritornano nella società, ritornano ad essere operativi con voglia di vivere, di operare, di lavorare, a fare gli imprenditori, di conseguenza, visti i risultati, è nostro obbligo continuare questo servizio. Bene, viene fuori innanzitutto che il nostro sportello ha funzionato, 2 utenze al giorno non sono poche, siamo gli unici poi che hanno mantenuto questo servizio. Dall'altro vorrei anche ricordare che di fronte a una crisi che attanaglia le nostre imprese e i nostri cittadini abbiamo 195.000 disoccupati ed è fondamentale essere presenti sicuramente con uno sportello come questo, ma anche con gli aiuti della nostra finanziaria regionale che a tutt'oggi ha aiutato dall'inizio 10.000 imprese a restare sul mercato.